Il seminario di oggi si inserisce dentro al percorso che le assemblee legislative stanno svolgendo in Italia per quanto riguarda il tema della promozione della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Si inserisce anche nel percorso che è nato da una proposta dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità di collaborazione tra l'Università di Padova, il Consiglio regionale e la Giunta regionale. Oggi si parla del ruolo delle istituzioni nell'ambito delle presenze nel mondo economico delle mafie, della criminalità organizzata, dell'illegalità. Un tema purtroppo molto di attualità, abbiamo visto nei giorni scorsi arresti consistenti di persone che sono state coinvolte in questi percorsi di illegalità. Ci auguriamo che la riflessione che oggi viene portata all'attenzione del Veneto, e cioè quali sono i segnali concreti di queste presenze, quali sono gli indicatori, come si possono misurare, diano uno spunto attivo alle amministrazioni locali, a partire dai comuni, alle amministrazioni centrali delle province e della regione, per prevenire queste presenze, per intercettare questi percorsi di illegalità, per dare segnalazioni alle forze dell'ordine, per bloccare questa presenza che ormai si manifesta molto radicata nel nostro territorio, nel nostro tessuto economico.